Elisa Venturini, che effetto le fa essere qui in Consiglio regionale da consigliere? Ma mi è capitato di essere qui altre volte come rappresentante dei comuni del Veneto, come rappresentante di ANCI Veneto. E questa volta sono qui in altra veste, quindi è un'emozione diversa sicuramente ed è motivo comunque di orgoglio per me il fatto di poter rappresentare il territorio padovano e comunque di lavorare per i veneti. Che opposizione sarà con solo 10 consiglieri? Sarà un'opposizione certamente sui temi, cioè su quello che verrà proposto dalla Giunta in questi anni, ma che ha l'ambizione anche di proporre un'alternativa per il Veneto, che è quello che non siamo riusciti a fare in questi anni, quindi non soltanto ribattere punto su punto a quello che la Regione proporrà, ma anche proporre un'idea diversa di Veneto, a partire dalla sanità, dalla mobilità, dall'ambiente, dai temi su cui vogliamo caratterizzare questa alternativa. Certo che essere pochi peserà, ma l'opposizione si fa anche fuori dalle aule del Consiglio e su questo noi lavoreremo tanto nei prossimi anni. Siamo in pochi e siamo gli unici che possono rappresentare quella parte di Veneto che ha ancora voglia di combattere per chi è più in difficoltà, chi ha bisogno di un sostegno. Devo dire che la grave crisi sia sanitaria che economica che l'Italia e anche la nostra regione sta attraversando impone a tutti i consiglieri, a prescindere dallo schieramento, secondo me una responsabilità in più e noi contiamo di ottemperare pienamente a questa responsabilità. Quali saranno i suoi obiettivi primari come consigliere regionale? Quali sono le istanze di cui si fa portavoce? Ma io provengo da una zona che è quella del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, del Conegliano Valdobbiadene, quindi sicuramente valorizzare quello che è il turismo, la cultura del territorio, ma dopo sicuramente quello che riguarda i temi dell'autonomia che riguardano tutto il Veneto e che possono portare grande sviluppo per tutto il nostro territorio. Ha detto sarò super partes ma esprimerò le mie idee. Sì, l'avevo detto anche 5 anni fa, non ho mancato di farlo, sicuramente il ruolo di Presidente del Consiglio è un ruolo di garante di tutti quanti i membri e mi sembra di averlo fatto abbastanza bene anche nei 5 anni passati, però appunto io vi assicuro che non risparmierò, appunto, se c'è da dire qualcosa anche di scomodo, anche di politicamente magari poco corretto, se ce n'è bisogno, sicuramente il mio ruolo da rappresentante dei cittadini del Veneto lo farò assolutamente come ho sempre fatto.